Paolo Carestiato, comandante della Polizia Locale di San Donà di Piave. Allora, comandante, sono stati settimane, mesi difficili anche per la Polizia Locale, avete avuto un surplus di lavoro per affrontare questa emergenza a cui tutti non eravamo preparati. Innanzitutto, come si è svolto il vostro lavoro? Quante forze avete messo in campo? Buongiorno, sono stati mesi pregni di lavoro, di attività anche molto intensa. Dai primi giorni di marzo, da quando il lockdown è partito, abbiamo messo in campo circa 16 persone al giorno, abbiamo fatto circa 260 servizi di controllo sul territorio, controllando circa 1 migliaio di persone, svolgendo 1200 circa servizi di controllo degli esercizi commerciali ed elevando una sessantina di sanzioni per comportamenti non in regola con le prescrizioni anti-Covid. Ecco, comandante, immagino che tutti questi decreti che ci sono stati ovviamente hanno creato anche un po' di difficoltà interpretative da parte della gente, quindi avrete svolto anche un'attività di informazione. Sì, l'attività più importante rimane sempre quella informativa. Si sono susseguite all'inizio tutta una serie di restrizioni che ci hanno visto impegnati proprio nel dare comunicazione, in particolar modo alle attività commerciali, alcune delle quali si sono viste chiudere o restringere l'esercizio della loro attività dall'oggi al domani. Quindi è sicuramente stata importante ed apprezzabile tutta la campagna informativa che è stata svolta non solo da noi, ma anche dal servizio di comunicazione del Comune. Ora siamo nella cosiddetta fase 2, questa mattina siamo al mercato. In questa seconda fase è diventato soprattutto importante il rispetto di determinate norme, l'uso della mascherina come abbiamo noi in questo momento, ma anche il fatto di non creare assembramenti. Sì, diciamo che gli spostamenti, grazie anche a delle aperture che sono giunte da parte della Regione, possono essere giustificati, oltre che per i motivi di lavoro, di salute e di comprovate necessità, sono stati allargati al territorio regionale per gli acquisti e per l'attività motoria e sportiva. Non dobbiamo però dimenticarci che questi spostamenti devono essere sempre motivati e giustificati e che soprattutto rimane il divieto di assembramento e l'obbligo dell'uso della mascherina. Come sono stati i sandonatesi? Sono stati disciplinati tutto sommato? Allora, i sandonatesi sono stati disciplinati e rispettosi nella fase 1. Io ho osservato un grande senso di responsabilità. Ricordo però che l'emergenza non è ancora conclusa e in quella che oggi io definirei la fase della responsabilità individuale, che succede alla fase di responsabilità collettiva, ricordiamolo, sussistono ancora gli obblighi, lo voglio ripetere, del divieto di assembramento e dell'uso della mascherina. Per divieto di assembramento oggi intendiamo l'obbligo del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, che può creare quelle situazioni per cui si può ancora diffondere il contagio.